Anche Favara oggi ha celebrato il 25 aprile, anniversario della liberazione. Lo ha fatto soprattutto ed anche per ricordare e omaggiare i suoi figli, i tanti partigiani e antifascisti che hanno partecipato alla resistenza e contribuito a rendere l'Italia democratica e libera. L'organizzazione è dell'ANBI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, la sezione di Favara, unitamente all'amministrazione comunale e a tantissime associazioni che hanno voluto mettere il loro logo in questa manifestazione che quest'anno assume un significato particolare, in quanto accanto alla liberazione sono stati anche esposti i temi della pace nel mondo. Ma sentiamo le interviste. Credo che gradualmente stiamo riportando a Favara la celebrazione del 25 aprile, quando veniva intesa solo come scampagnata, invece è un momento di ricordo dei nostri caduti, perché oggi godiamo della libertà e della democrazia grazie a questi caduti che purtroppo oggi non ci sono più, ma li ringraziamo e li ricorderemo sempre. Cosa vuol dire celebrare il 25 aprile in un contesto internazionale così precario e così pericoloso? Ma l'ANBI quest'anno, insieme al ricordo della liberazione, ha voluto mettere la pace, perché credo che sia il simbolo di cui i popoli hanno bisogno. Dobbiamo nel 2024 smetterla con le guerre, ma risolverla sul tavolo delle trattative tutte le questioni più o meno delicate internazionali. La pace è il progresso e la verità. È dal 2013 che si organizza il 25 aprile a Favara, non è un fatto assolutamente scontato, ma è frutto di un lavoro collettivo sia dell'Arci che della sezione ANBI di Favara. Personalmente mi sono poi cimentato in un lavoro di ricerca denominato Altri uomini, storie di antifascisti e partigiani favaresi, in cui vado a tracciare numerose biografie di partigiani e antifascisti favaresi. Dal 2015 ad oggi, l'anno di pubblicazione, sono cambiate molte cose, sono riuscito ad intercettare molti altri partigiani, l'elenco dei favaresi è ormai lungo, ma è importante continuare a festeggiare il 25 aprile per il carico di democrazia, per il carico di partecipazione e di trasporto che questa festa ha nei confronti della nostra collettività, di tutta la nazione e, mi permetto di dire, anche dell'Europa. È un atto dovuto ma sentito più che altro. L'abbiamo fatto in settimana con le scuole per ribadire ai ragazzi il valore della resistenza e della liberazione, l'abbiamo voluto fare oggi, il giorno del 25 aprile, con le associazioni e la società civile favarese. Per noi non è solo un momento di ricordare, un momento di celebrare quella liberazione e i tantissimi italiani ma tantissimi favaresi che hanno dato la vita per darci la libertà, ma è un momento per far ricordare a tutti e far riflettere a tutti che quei valori sono importantissimi e che spesso invece dimentichiamo il valore della libertà e quindi il sacrificio di questi uomini. Lo vediamo in giro per il mondo, massacri, guerre, distruzione. Può sempre ritornare un periodo buio e quindi bisogna ricordare e bisogna perseverare sempre gli ideali della lotta di liberazione e della nostra nazione. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, perché mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore, tutta la gente.